Buongiorno, giorno 2 del nostro tour francese. Lasciamo l'hotel di Mâcon, stamattina direzione Parigi, Tour Eiffel. Siamo a 50 km da Parigi, siamo fermati a mangiare qualcosina. La scelta ricade su salmone o pollo arrosto. Dritti nel traffico di Parigi. Adesso stiamo andando a cercare la Tour Eiffel. Mazza che casino! Un bel casino però, Prima avevo visto la Tour Eiffel entrando, adesso è sparita dalla vista, ma sicuramente è qua dietro. Sì, sì. Fa caldo, c'è caos, ma arriviamo alla Tour Eiffel, ci arriviamo. Eccola che si vede, la Tour Eiffel e la Senna. Wow! Però è uno spettacolo arrivare a Parigi in moto, Dai, bellissimo! Eccola! Cioè, io l'ultima volta che sono venuta a Parigi forse sono passati 30 anni. Sì, sicuro. Era già così, sì, sì. Era l'ultimo anno delle medie, quindi parlo di secoli fa. Bellissimo. C'è la Statua della Libertà, che è l'originale, perché quella che hanno in America è una copia regalata dai francesi. Sì, sì. Sì, sì, vista. Bellissimo. Sì, sì. Sì, è la Statua della Libertà. Se non dico castronerie, questa dovrebbe essere la Rive Gauche. Siamo venuti a visitare la casa di Monet, questa qui che vedete alle spalle,
dove lui visse dal 1883 al 1926. Siamo abbastanza provati oggi, intanto ci riposiamo un attimo qua sulla Anche panchina. Moneva abbastanza provato oggi. Giardino, ci riposiamo un po' perché poi dopo abbiamo ancora circa un'oretta di strada e andiamo a Rouen. La tua maglietta, eccola qua. No, oggi fa caldissimo. Siamo in abiti civili. Adesso siamo andati a fare un attimo la spesa al Carrefour. Ho preso la baguette da tenere sotto l'ascella. Adesso andiamo in camera a mangiare qualcosina. Lui si è preso il salame, ha fame. Famosissimo salame francese. Adesso mangiamo qualcosina e siamo troppo stanchi di andare in giro per Rouen. Casomai ci andiamo domani mattina un po' più rilassati, perché oggi è stata una tappa abbastanza pesante. Quindi il guidatore è stanco.
Viene solo cambiare manca. Poi fa quindi oggi siamo abbastanza.